E benvenuti e ben accattauso a questa puntata nuova de Comunicandi. Io sono sempre Alessandro Pani e in questa trasmissione du sciesimo, e poi tanto ho fatto già uno scante puntatas, si sovendo una circa a pizzo di questo che si importa un manno de susardo in sa produzioni culturali, che sia da in su cinema, sa musica, in sa scrittura e tutto canto. Ecco, po fai questa circa oi eusu Zerriau a un cantatori de importo umano in Sardegna e in Campidano. Esti Antonio Pani. Benvenuto Antonio. Saluti, ben agattauso, grazie per questo convito. Oggi si agattau due spani in tutto un vorro. Due spani, esatto. Ci manca la sua panetteria. Ecco, Antonio, andato subito a Suzucci de su chi deppe su voi dai oi, che esti su sardo. Tu sei uno che su sardo da sempre questionato. Su sardo dopo sempre questionau e nau sempre che faccio vinas e bisus in sardo. Quando vuoi italiano, butta che anche una botta nella marolla fuori da italiano, faccio sa in italiano traduzione simultanea. Ecco. Penso in sardo e fuedo in italiano, butta che mi tocca da fuori da italiano che l'incuna botta. A simbresside come ti vanti. A simbresside come ti vanti chi fuori da italiano e che anche una borta o ti fuori da sardo. Ecco, tu come ti hai attopiato a sta cantata, a improvvisazione poetica? Ma deu non sei nasciu in un mondo di poesia. Da pagattata in cammino, quando a sedati de 17 anni, deu mi ricordo prima ancora, perché seu nasciu in una bottega de artesanos, che è una bottega Braveri, no? Su babu mio via Braveri, de famiglia, iaiu mio via Braveri. Da dove también, che mi spilo su anche babu tu e tu. E iniziando su, in Gunisi, questa secondo me è stata a scuola brumanna, poi da sedate 6 anni su sei in una bottega onde arrivano i burrichianus, ai ci desinanta, poi che l'incuno di nare i clienti, e arrivano e fuedanta de agricoltura, de messarizia, fuedanta de micinas, insomma, arriva su mondo entro de una bottega Braveri. E dunque, in Gunisi, deu mi seu formau con una cultura generale e naturalmente con una maturità che è arrivata in maniera caputrace, è arrivata prima del suo tempo, in sunterisi che scompagnello mio di scuola andando a giocare, deu femo un Gunisi e in sa bottega che dobbiamo studiare ma dobbiamo traballare pure, perché avevamo su primo figlio de mammai e de babbai e dunque sono bienta sora de dubiri già in un maestro e teniamo la responsabilità di uno che fiato un più ero via manno a intruso de sa conca sua. E insando su, ma ricordo che in una festicella d'esatto po vasca, a sun crase de sa vasca, e dove mi ci vemo sticchi un arroglio da gente che cantava tra l'allero e mancava avessi più dove agattammo sa rima con facilità. E questo è stato un momento che avarrà un gunisettotto a sedare dei 17 anni su fia da pattiu su questa susansia dei scantadas a dedica in isa radios. E deu pensammo che scantatori si vessin ti cursus. A pagattau invece sono parenti, uno zio che conosci bene, ha conosciuto bene tu. Poi conosciuto bene. Perché dopo di un'ai via aiaiu cosa tua. E fiato un grande appassionato dei cantatori manno, su cantatori samuttetto, sì su via tifoso un manno de Mimino Moi è stato su cantatori per un manno che ha tento quarto. E dunque sa marolla, pustisi che deu femu appassione di mia questa cosa di dedica, mi ci avevo portai a ascoltare la cantata dei cantatori mannus. E questa cosa a me mi vi apprage a me da buttare, ascoltando du cantendi, naramo, ma questo fu intelligente che alcuna cosa, non è possibile che siano improvvisendi. E invece si avviano improvvisando tutto. E dengunisi, come se furriau, a cominciato deu a cercare di comprendi meglio su calivia da sa maniera po componni questo mutetto che esti su componimento
che teneus in Sardigna su componimento brusu de importo umano, su brusu componimento complicato che teneus, butta sempre quelle de improvvisazione. Un componimento che oggi nosu eusu presentau a UNESCO po lo riconosci come patrimonio dell'umanità. È un componimento che Deo, quando dopo portau in pari a altri colleghi a questo incontro nazionale e internazionale de poesia a Bilbao, Dante riconosciuto come su componimento brusu bello che c'è in su mondo, prodotto la regola che tiene questo componimento. E dunque a questo aiaio cosa tua mi ha da regalare un libureddu de cantata a 11 via da Mimmino Moi, ma ricordo viene questa cantata che li via di spagusano che tengo mi impone in ta esemplari de Chinici Prus. Piano una cantata fatta su 1923 e a undi Deu a pizzo d'inguni siamo studiato questo componimento, dopo 2 anni si demunau o zio Deo ci si arrenesce a fare su muttetto. No, e tocca capire che oggi non ad essere aici. E si da fatto. Però ma correggiu, poiché che Deu, a solo, non è mo pozzi comprendi che ci viene una regola da rispettare che è questa che si narra questa regola schinevisci. E isso mi dà di spiegare a ponendo in me numereddu su in ogni gamba del suo muttetto e denguni se partia questa avventura. Ecco. Sta famiglia stette iniziando su de importo umano in questa avventura, voi masinau zio tu, aiuto mio, che sa matesi persona, anti-influenzau questa cosa, ma anche Babu Tuvuru. No, Babu non fia appassionato a Babu gli piaceva giocare a pallone, giocare a tennis, ma se sti appassionato questi che Deu appu cominciato a mi interessare di questa cosa, ma grazie a aiuto. E dunque se dengunisi e ho cominciato nosu in maniera dilettantistica a sibiri puro a fare arroglio che anche una volta in domo de aiuto che esti oi domo tua e che anche una volta in domo si pinigamus e cantamus Deo aiu cosa tua babu mio che anche un altro zio e dunque se dengunisi se ho pattiuso ma non c'è passato tempo meda fino a saccando Deo a esordio su palco con i professionisti a cantanus a 18 anni. 18 anni, non lui piedo. E come ti identificare pros anziani, pro ma il tempo fiante diverso. Ti voglio contare una cosità che succede sa di prima deve essere esordio. Poi non mi conosciente a scantatore, io sono nasco come un cordolino che cresce da una diasatra. E dunque hanno organizzato, hanno apparicciato questa cantata, poi mi vai a essere esordio in su Salone Sant'Antonio in quarto. E i cantatori mannus che a quest'ora non è che ti overianta sportas e sfentanas, prima de voti donare questa possibilità di cantare con isso su di pianta conosci. E iniziando su anti appariccia una scena, sa di prima, poi conosci questi cantatori, se ci via Durro, ci via Magia, ci via Benossa su chitarrista, e anche un altro cantatori. Ma ricordo uno particolare che abbiamo sentito su un mese, abbiamo accabato de cenai ed abbiamo preparato per fare questa versadedda. E abbiamo preguntato di fare un muttetto, poi non fece un muttetto. E su muttetto che non comprendemo il considero di niente scantatore del su muttetto, e su muttetto fia da esti uno componimento che non si può di foliare in una cena. È un componimento di importo che tiene da bisogno de sul luogo giusto, de s'ambiente cosa sua, de n'era bisogno de questa chinanta atmosfera, su certo. clima che si deve creare in una cantata. E hanno preso una varrancata de versus. Ed io mi ricordo un po' a ricordare i commenti di Castianta De Pizzo su Concavascio, no? Ma ricordo che Salvatore Magia, che via da un uomini da caratteri, e ha deciso di spostare su chitarrista Gino Benossa che via da cantamia di annausezze di noi e io pensando che avevamo un più che dovessi spostare che strobessi da me e demo una signor Magia no non mi strobada mi accastiamo mi hanno tu i GTD che ancora non sei in età di gestionai e denai sa tua
e mi femo girare che urru di Salvatore di rimproverà, di ammalezzare, però poi comprendi che li via da nareus sul rapporto tra i cantatori mannus e uno piccioccheddu che si via da affaciendi e si via da in una maniera incarrerendi in un'attività di noa. Oi è diverso, perché oi deo uno giovaneddu che a mostra di olli imparare una cosa, deo di pongo su tappetta a ruglio, certo. Lu ciappa i spilus e di du porta intro, a quest'ora invece si è toccata a movi guidus poi vai sul luogo. Fiantano pago in serraus. Si cominciato a 19 anni a questa maniera e mo si è arrivato e canto cantata si fatto finza se mo. Ma deo penso di essere accostendimi a 2000 cantate, 2000 contendi che ha provato in su palco, che ha provato in logo e domo, ha provato in logos onde anti apparicciavo appunto scantata, ma a parte questo poi ci sono tutte altre cose che ha provato, non mi sei fermato vete a sa cantata, ha provato altre cose sempre con suo scopo di diffundi questa che esti sa ricchezza romana che teneu su nosu, che esti sani ma espressioni del suo popolo sardo che è sa lingua. Ecco, si fatto altre cose, se sicuro cantanti si può dire, non scetti cantatori de improvvisazioni, ma cantanti pure, poi tu si tenisi questa chinanta in inglese sa band, una parica de band. Ma no, cantanti no, non vedo che non mi piace, no. Uno che canta da iscosa dei satru puro, deo so uno che canta iscosa mia, iscosa che sono più dei cose da improvviso, fino a quando va su concerto, poi te nasce questa cosa che esti fuori da sa cantata. E nasce a deo a cominciare chizzi in meda e chizzi in meda se ho arrivato una reusu a tenni a essi connotto tra i cantatori. Se ho stato uno despruso a recredius già desprimus annos e a cominciare a mi ponni sa duda poitta deo non arrennescio a portai i giovaneddos a ascoltare sa cantata. Poi abbiamo un anno pustisi satru che su pubblico fia sempre su proprio e anzi si calincuno manca sempre possa lei del suo tempo su certo. Mancai questo che tenia 85 anni sanno un fatto non dobbiamo bruso puzza sunteri si via passato a meglio svida e iniziando su appunto deo o lo provai ad andare a costare i giovaneddos a mascortai e ha fatto questo esperimento, ha composto questo goccios sono un componimento che sono arrivato in Sardegna desi spagnolo ma sono diventato sardos sono arrivato a noi come componimento religioso e noi sono diventato laicos e anzi sono diventato su componimento de beffa che da uno dinanta di voneo su goccios esti poi che dolenti fai beffas questo componimento deo dopo boffio cantai con una melodia diversa, non tradizionali, ci ha facciuto che anche un accordo diverso e mi sono accompagnato con strumenti su dessa modernità. Questo verso, questo componimento si narra su Scrigne Campidano, che è praticamente un'alavanza a sabida mia, fueda dei bellezza dei guatto. Questa cosa, deo non mi davettammo che fessi di arrivata fino a sa luna, poi deo un gussanno che ha fatto una cassetta, ha venduto 10.000 cassettas. È una cosa che è una cosa manna. Pensa che ci viene a bidas a undi in sa passillata camminando con sa macchina, con su stereo a tutto volume, con su Scrigne Campidano. E fia una cosa che interessa a fette a quarto. Però in Brucei mi pare che mi vendivo a roba di 700-800 cassettas. E questo a me mi ha fatto comprendere che tu non tenisi sa presunzioni de olli portai a marolla uno ascoltai una cosa che a sua riga sua non pragidi, teppisi ciccai de dattobiai, de andai a di proporre una cosa che a issu di voler andai bene. E dunque sa dingun se partiu tutto sul rapporto con altri artisti della Sardegna con i scali si ha fatto traballo su vina de importo come
con il Nur, con Argia, Alberto Balia, Enrico Frongia, con un altro giovane pure figlio su mondo pop, poi che è una cosa che mi piace di a non fare una cosa vetti, ecco. Ecco, tu hai questionato de commenti si potete incentivare il topio dei giovani a sta cantata. Ecco, poi non da fare sparessi in suo tempo, su benitori. Ecco, quali punti questa arrugas che potevo seguire? Come te che si potevo ponni, faccia su tempo poi non fai sparessi sa lingua e tradizioni, come te gusta? Ma nareuso che questa cultura, su concetto di cultura per me è come su concetto di energia, no? Si trasforma, ma non si distrugge. E dunque ogni artista è figlio del suo tempo cosa sua. È chiaro che noi dobbiamo mantenere su più possibili tradizioni, però le innovazioni pure diventano tradizioni si pusti che da sportano innanzi si anni. E sicuramente che questa storia a noi si fa comprendere che nulla è statico, non è statico ma sul mondo, non è statico ma sull'universo. E insando su noi dobbiamo venire a settiare questa cosa andando innanzi, camminando. Ad esempio, i giovani, meda giovani, funti amorosi del sul rap e cantano manca in sardo, andano a fare freestyle aici dinanta, andano a improvvisare con una metrica che non è stata rispettata e meda aici di ordinavo approssimativa. E dunque se non c'è una metrica sillabica, ma c'è una metrica con accentazioni, no? Certo. Una metrica che si non vede sul ritmo. Però meda dei gusti noi scintiga sul rap è una cosa che arriva da devorasa, ma non su de neus repentina, che su vede tutto che deriva del spagnolo, repenti, che ormai improvvisai, no? Quando uno muore di arrepenti è morto improvvisamente, no? E insando su è bello che uno faccia cosa nosa, però che conosce da esarregini cosa sua. Poi che tu cantas e improvvisas in rap, ma che tu conosci quali esti sa melopea sarda, quali esti sa maniera de componni in sardo e de improvvisare in sardo, tu puoi fare sul rap, ma tu puoi fare con una professionalità di sicuramente più umana. E questo è importante, poi che sa tradizione anda da innantisi, che c'è gente che da porta da innantisi, però dobbiamo accettare i vuru e dobbiamo ammettere che sa tradizione si può migliorare, si può cambiare. Aguantendi questo che esti vinas nareusu sa struttura, i sarregini, però tu una branta che porta da sarregini bene gravausu, tu ti puoi donare sa forma che olesa questa branta, a seconda dei commenti da traballa, dei commenti da budasa, sa branta c'è sempre. Dobbiamo scetti dimmi una cosa, chi sa tradizioni e dunque sa una forma via non diventi folclori. Questa è sta cosa più drammatica, poi chi diventa folclore insando su e commenti che noi vereusu su gadascio de su ginanta reliquiario, pigheusu questa cosa da fazza ubire come un dinosauro, una certo. Cosa bivia in su passato, però non è via oi. Questo sa gara poetica è ancora via, è in sofferenza, poi ci punti da giovane su chi non da comprendi, tipo che traballa, e quando tu una cosa non da comprendi, se come te quando uno anda a seguire un'opera, chi non da conosci, è traballo, è pesanti, è graia da ascoltare per 2 ore o 3 ore. E dunque se più fai in maniera partendo già de bascio desi scolas, chi comprendano che esti questa forma di arte, come si è strutturata, come si è trasformata e come ancora si può di modificare, può migliorare e povrarci ancora a sa gioventù di puro. Ecco, poi fai gusto tu da uscire che imparas a discendisi in una scuola di improvvisazione, a sta dome varra o sono mal informato? No, non sei mal informato, deo questa cosa da vazzu, anzi si appacciunto una cosa nuova sempre con una possamori che tengo per questa forma di arti che comprendo che in mezza volta se andavo a cantare in bascio c'è gente che sa cantare non da comprendere e insando su devo fare un sacrificio in prusu ando
e in 20 minuti su prima dessa cantata mancai tenga su pensamento de vai sa cantata mi pongo un e spiego in 20 minuti su commenti si svolge in una cantata putta comprendo che c'è stato uno srucco umano a un di anticicao de non fuori dai macuro su sardo e dunque se che lui cicasa a filustuso de imparai scetes italianus inglesu commenti scarescenti su sardo o meglio se non imparano su sardo non imparano manco a conoscere tradizioni che vanno a capiare sa lingua e insando tu devi fare in maniera di recuperare de torrai a fai comprendi su chi pedrio dunque se deo se arriva un'età a un di non voglio che mi roja di manu miasa quest'arte bellissima quest'arte meravigliosa e insando su mi sono posto a disposizione dei giovanelli che ora ti imparai e di siongo fino a questo segreto su che Deo mi sono a poter più furai Deo non sa poter più furai perché a me non mi ha regalato nulla a nessuno e Deo però si dispongo in sa mesa perché è ma volli che questa cosa possa seguire e non mi roja di oia crasi. Ecco, può incentivare questa cosa con i giovani si imperu su social media, come ti dubisi? Che sia TikTok, Facebook, Instagram, non usciu. Ma questa è una ina noa che srebi meda. Poi taga in cui puru torrende a ragionamento che ha fatto uno si deppi da adattare ai tempus. Teo ho la ricordare un grande artista che ha attento Italia, che via da un grande cantante, che si narra Claudio Villa, che è tempus suso via da ha riconosciuto come su mello cantanti. Quando ha cominciato a invecchiare, funti cominciato a arrivare altri artisti tipo Celentano, tipo altri artisti Don Bacchi, che tenianta Lucio Battisti, issu andata a criticare, ma questo non funti cantante, non scinti cantare. E prusu sa gente, nareusu, olia da questo cantante nosu, prusu a refutata issu, e prusu issu zerriata, granata, duviata ancora con sa voce prusu sgraguenata. E questa è la dimostrazione che voi a Saccabata Claudio Villa da pubblicare una trasmissione che si narrata una trasmissione che vi succenavano di queste trasmissioni si si può intendere talk show che è una cosa di talk show e isso da Raccabara che vi era in una ciccara vestito de buffoni e questa cosa mi dispiace viaggiare anziano uru poi che isso vi affendi sa maniera di s'appicculare a sa fama a sa notorietà di quando in pratica via da sfiera sparessendi su nomini cosa sua e insando su questa è sa cosa i social funti una ina uno strumento nuovo che sreventi può diffondere sul mondo Deo ti faccio l'esempio di una cosa che ha scritto in su tempo dessa pandemia da pubbia ha scritto questa cosa che a Goccius che si narra Baballutti, Deo a su coronavirus da puzzerriao Baballutti e sa copertanza sul ritornello visto narrata mancai sia sta con sa corona non se sdigno de vai sul re corona questa coronavirus certo. Quindi non può rifare sul re in sul mondo e fia da una cantilena me la volta ci viene questo che viene la danza della pioggia no? Teo cantando questo goccio su vemo in maniera de cistesiai sa dimoria di questa cosa questo Baballotti ha fatto due giri del suo mondo a me mi zerrianta una giornalista dell'altra parte del mondo dell'America poi mi fa un'intervista a pezzo di Baballotti in Inghilterra Baballotti danti tradusio in inglese e fai parte di uno sussidiario universitario a un di prusu che nareso sa sostanza di questo verso su funtandaus a studiare commente un componimento di una lingua che esti territoriali si può diffundi fai su giro del suo mondo e poi diventare virali insughinanta virali dunque tornando a questa questione che lui proponisi un elemento che può essere fai crusidare a sa gente sa lingua può essere una lingua che conosce tu scetti però può di praci a suo esatto, mondo sporo. Ecco
Torrendi paguagoa in sa chistioni, sempre si deve sullanciare questi giovani. Sa contaminazione dessa cantata, tu da si posta in campo, meta sbortas. In un disco, in su disco rimas a un di deo ben accompagnato di questo grande maestro, ma ancora prima con Alberto Balia e con Enrico Frongia, deo ha fatto un esperimento. Poi taseo convinto che su mutetto nostro tenga da un valori che esti letterario. Est un componimento che ci può distare tra i componimenti più importanti a livello di letteratura, non fetti in improvvisazione, e dunque se non un componimento volgari. E iniziando su deo ha provato a cantare in un mutetto accompagnato di altri strumenti, non del suo solito basso e contra, che è un coro a due voci che non so teniamo quando cantavo su mutetto in sa cantata, ma da provato accompagnato di strumenti come su sassofono, sa chitarra, i voci che possono assimilare su basso e contra. E questo secondo me è uno dei straballi più belli che abbiamo fatto, che si narra Sardinia gioiosa, esti un inno a Savagi, cantato dei poetas, una ninnia dei poetas, sa govertanza narra da Sardinia gioiosa, pace su mondo, cantendi San Nino dei figli poetas. E dunque questa cosa ti crea da questa deo quando dopo registravo, un disco si registra da, tu non improvvisa, se un disco si registra che non anda bene questa cosa, torna a ripeti, anzi ci punti straccias, prima si registra sa batteria con su basso, poi registra altri strumenti e poi ultimo vai sa voce. Deo dopo registravo aici con tutti gli strumenti e nareo su fonico annao non do toccao più questo, poiché tanti meglio non poti bessiri. Non se os andas a toccare po nuda, deo lasciavo aici e commente nascio. E questa esti nareo su deformazioni professionali, poiché noi siamo abituati, io sono abituato quando scrivo pure, che scrivo meda, quando scrivo cose da spenso, ad esempio viso, e pusti da scrivo, aí ci faccio canzoni, aí ci faccio poesie, poi che tanti sono sicuro che avarru disi e disi traballindin c'è pezzo questa cosa, più bella non essidi di aici, poi che deo appo cominciato a cantare di aici e improvvisazioni e sta intro, e sta in intragna mies. Esti su chi vai si tu e nascinti di aici. Nascinti di aici e aici cico de sallassai, poi che deo da scambio, pedrinti cud'anima e con la sostanza che devo appagare in questo momento. È come quando tu fai un quadro, fai un dipinto, tu fai su dipinto, pustisi, doponisi 15 giorni, faccia su muro, poi tu torni a castiare, agatta se difetto. Però quasi sempre, perché devo faccio questo pure, mi piace, poi passione, non so sicuramente né Giotto né Leonardo. Tu gasti, agatto difetto, però tu lascio aici e tutto, sì, questo difetto c'esti, in questo momento non da più bio, però mi piace da assai. Fatti parte adesso che nasce. È una cosa sana, pulia, non è una cosa artificiosa, perché tu da cambia diventa una cosa artificiosa. Ecco. Siccome ti sei usato a cabara di questa intervista, adesso l'ultima pregunta che faccio è sempre sa propria. Commenti bisi sa lingua sarda nel suo tempo benitori e chi non da bisi bene i tapoti di fare le istituzioni. Le istituzioni si possono aiutare in meda ad salvare. Deo, se uno che è guerrendi, può fare in maniera che questa lingua sia la riconosciuta come ti esti, senza fare strecco l'umano. Perché una lingua non si può fare a giro di una mesa. Questa lingua è figlia di un popolo e come quando tu o sa fai uno traballo di ingegneria idraulica e o sa indirizzai un'acqua a un dioli tui, ma o io crasi sa natura si torna a piccare, si torna a s'acqua, si torna a fare su letto cosa sua.
Noi teniamo una ricchezza manna, che è un patrimonio linguistico che teniamo in Sardegna, con tutte le varietà che ci sono in Sardegna. Non ti devi sacrificare mancuna. Putta non esti, nareso, anzi, est un bantu a tenni per varietà. Chi tu io li fai in maniera che questa cosa diventi una lingua fetti, una varietà di fetti in Sardegna, non puoi sacrificare su una o s'altra, boccendi una parte della ricchezza. Cioè tu stai andando a spendere una parte della ricchezza. Devi fare in maniera che Deo Campitanesu possa questionare con tu il locutoresu e a bella bello si comprende a pari. Poi a bella bello si fundi di sa cosa. È come te quando tu sarriu su satto pianta e poi diventano un corrente in paris. Ma c'è il tempo su può fare questo. Sa cosa che si deve fare per non morri è fare in maniera che non si intendi, che non tendi brigungia de fuori dai su sardo. Ai SPP nostri in scuola è importante che impareu su sa storia dessa Francia, dessa Inghilterra, dessa prima guerra mondiale, dessa seconda, ma è importante che si conosca sa storia dessa Sardegna, è importante che si conoscano tali punti sfuelli su chi saiaio nostro antiportau, fino a sai manu nostasa, e nosu seus arrischendi de dus spederi, putta che oi non si nara più su sa vinta e putta che non c'è più su carro, ma de più si arrecordare che prima si nara sa vinta. E questo su chi de più fai, le istituzioni si devono fare questo, devono promuovi, le televisioni, su questa trasmissione che si fendi bosato, se de importo umano, putta comunicando e comunicare in sardo, o li nai fa in maniera che chi ne da ascoltara, e sfuedo chi intende de tu e chi intende de me, tu si spozza da immagazzinare in conca e noi scarescinti. No, o se no da cabausa intendi, quando andas sul mercato, da cabausa intendi, devo comprare un'oratta, devo comprare una spigola, devo comprare un mugini, e no una lissa, una carina, uno spirritto. Questo è su che tocca da fare. Certo. Bene, Deo ti torro, grazie a Meda, Antonio Ivani, per questa intervista, questa precontata spantosa che ho fatto oggi. Spereusu che questa trasmissione si ammira di questa trasmissione di tirare avanti su sardo in suo tempo su, e adesso è una cosa che ha gatti di verità in sa vita. Speravo, perché Deo non sempre che ai studi si prende sa tassa e posato si ponendo in un studio umano per riesce a prendere sa tassa e salvare questo patrimonio. Grazie a me, Antonio Ivani, e Deo torro sa linea a Filippo Salaris con sa lezioni di cinema. E bene torrausu a un'altra lezione di cinema. Se lasciausu sa trotta questionando dei metros, parametros de inquadratura. E moi bieusu sartesa, o sartaria come ti narra Carni 4. Sartesa da comprendeusu ammostendida, oita, su questione dei films e dunque cinema de peso ammostai. Dunque mi sono incontrato oi pure tutte cose e dunque artesa, tenendo su sartesa standard. In noi biesi in sa fotografia si inquadratura di un'indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. E è su 1970 di Elio Petri e noi biesi su grandi attori Gianmaria Volonté che ha rilassato una drassa bella, un'imprenta bella in su cinema italiano, sia da impegno politico sia da voi, è avviato un attore manno e bravo meda. E biesi, po' sartesa, torrauso nostro. Sartesa, si bidighi, se su castiendi, sattori, de una linea come ti gusta che teneso in mo. Sartesa esti standard. Po' ammostai, e te vai il suo personaggio. Non dovete peso confondi con un side level shot, una inquadratura a parisi. Esti, può dire a parisi, ma che sta telecamera sia da azuta po sangolo può di cambiare e devo posso gastare 10 è un'altra cosa. Sartesa e noi esti standard può mostrare su personaggio e noi su personaggio seu Deo su soggetto nara su 10 se inquadratura può di cambiare e certezza può di dessi bascia sa camera di capata a terra e bio su spesi mancai del personaggio su mancai subire una boccia che sta giocando a palloni, che sta su filmenti che nessuna cosa a pizzo su giocare su palloni.
o basket, tutto su quei boesi. E in noi biesi un'inquadratura de Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta. Dunque è una cosa che io sapevo, e sa comprendi, dei tasasu cristiani di Voita, uno dei ospiti che anta bei è Antioco Floris, che decide merda dei Banditi a Orgosolo. E non si narro nuda Voita, non narro troppo. Poi di ricambiare ancora sartesa o di dessi arta. Biesi no, in questa inquadratura, questo è su film La classe operaia va in paradiso, sempre di Elio Petri, biesi, sa camera esti artu. E no, subiesu tutta questa situazione che c'è in noi grazie a questa inquadratura. E è starta, Voita, di più subis cose de sartu, però s'angolo esti sempre su proprio, s'angolo non cambia, esti scetti azziata sta delle camere. Anda su tenanti e mo gestionato de su punto de vista. Su punto de vista non è facile a comprendi, perché de mi sighi Voita aici è più facile. C'è questa inquadratura oggettiva nara su 10, in gresu esti nobody shot, nobody. Commenti a nessuno questa inquadratura. Cioè commenti chi castiausu callincuno, ma per caso i pattisi de un personaggio de satro. Esti oggettiva, cussa è e cussa castiausu. Commenti che noi su passendi in noi bieusu Notorious, l'amante perduta in italiano di Alfred Hitchcock, e bieusu questo quadro che ammostra da uno bar, ma reso deci, uno zilleri, ma non vedo un zilleri, questo non vedo una cosa per un man, e bieusu personaggio sezioso e questo ammostra. Non c'è un giudizio in noi. Scetti bieusu sta scena come te, bieusu si inquadratura i personaggi su commenti funti, commenti che sono una persona che passa in unisi e vedi questa cosa. Passato a sta soggettiva. Sta soggettiva cambia, è proprio su contrario. Funti i giocosu di un personaggio che castiandi a intrusu de su film, un personaggio che c'è di adere in su film, e castiada su che succede a altro su personaggio. E noi teniamo La finestra sul cortile, sempre di Alfred Hitchcock, due pesi castiati, non desi ancora più queste formazioni, due pesi B. E bieso su che bidi, su personaggio, su protagonista, canto castiada de Savantana. E vedi questa gente che magari a zibasai, che non scesi su conto di questa storia del suo film, castei due strebidi, tocca da due castiai. E noi bieso invece si inquadratura de quinta, testi si inquadratura de quinta. Esti un'inquadratura che si mostra da un mellus ita intendintis personaggios. Ta faccio deo con questa camera. Mi pongo in noi. Okay. Voglio inquadrare un altro personaggio che c'è in noi. Mi pongo con questa camera, un'altra persona, poi te deo in noi, a dia de spavas, a in noi. E se già i commenti su personaggio che porta da spava, cioè se che stiendi a s'altro personaggio. E sa castiada del suo personaggio esti già sa mia e sono accanto a me del suo personaggio e dunque rosu a intro del suo conto che mai canta a si contai potete essere da un batte a satra questa inquadratura di quinta bene di imperata meda ottasa fai su campo e contro campo canto qualcuno questionata e noi teniamo invece sa soggettiva vrassa i testi esti parri di una soggettiva ma cambiata. In noi biesi Taxi Driver di Martin Scorsese, biesi uno con sa pistola, che mega da a castiai su che c'è sta zutta, e parri di che sono castiandi con un isogosu del suo protagonista, che via da Robert De Niro in suo film. Però, appostisi, si inquadratura cambia in suo film, e bieusu che non sono castiandi di aderusu con un isogosu del suo protagonista, ma via da una soggettiva. Frassa. E questo è imparato meda de medas registas e cineastas po imbrogliai noso su chi sono castianti si fai creare una cosa e da cambiare quando su film si chi di accurri oggettiva che non è reale è un'oggettiva però non è un'oggettiva che potevo subire ogni di come ti su bar che io subì un'antisi su film di Hitchcock è un'oggettiva che in sa vita di ogni di non potevo considerare poi noi biesi Il grande Lebowski di Joel Cohen e biesi
sa camera esti a pizzus. E castia già come a Deus, però non c'entra con sangolo. Esti a suba. Non è reali. Non può dirsi che qualcuno casti di questo personaggio in questa maniera. E dunque è irreali. Non è reali. E noi bieso. Sapros importanti de dotas, le inquadrature su chi esti, su punto di vista. Importanti voita si nata che non si deve vai. Non si deve di gastiare sa camera come ti sto facendo Deo. Moi no, su che stiamo in parisi e Deo da pozzo gastiare sa camera, ma in un film su regista narra sempre no gastiare sa camera. Poi te che gastiare sa camera arrogaisi in alcuna maniera su chi è su gioco su film. Poi parli di che personaggi sono scelti che funti filmauso e dunque questo tocca da due cambiare. Però in qualunque film mancai a me venne da conca qualunque film di Jean-Claude Van Damme, cioè vedo un film che si chiama JCVD. A un certo punto suo personaggio gasta diretto sa camera e questiona di isso aici metti che nemus dati preguntavo però isso questiona da voi altros che stai di questo film JCVD si chiama. E s'ultimo metro di inquadratura esti sa prospettiva. Saponnao che c'intrada e non c'intrada con linea che conoscevo su questa prospettiva. Punto de fuga, il linea che partinti, devono vatti a satra, di questo punto, o magari pro de uno, che conoscesse qualche getto di come funziona questa prospettiva. Il linea ci vede Kubrick che vede un maestro dei lineas, ogni cosa vi incontrare bene, fai pure lineas, fai comprendi a chi è castiandi su film, itta deppi di castiai. E dunque sta fotografia che tanta i films commenti Shining, funti bellus, poi sa mostranta itta esti sa prospettiva. Sa prospettiva però conta davvero de altro. Poi tannoso teneso un personaggio che esti di enantisi, noi so Deo, e a dia c'esti su sfondo, su chi c'esti a dia. E questo sfondo vuol dire essi a fuoco, naraus 10, a fuoco, che voleoso, o può dire essi no a fuoco, come come ti nai, fora de vogo. De gusto comprende su ita esti che tenne di simporto a intro di inquadratura. Naraus che ci funti 3 livelli su primo, su chi c'esti in mezzo e su chi c'esti in sovvondo. Mancai a tesu meda o no a tesu meda. E commenti a ragionasu con questo parametro comprendesu ita bolidi e boleusu contai commenti registas di questo film. Chi si vede dotto, potete essi che deve succedere qualcuna cosa a dia, ma non è now, Questo posinai deve essere e te sa prospettiva. Castai films, castai commenti anticoncodrao in lineas e ita sointe a mostai. Poiché lineas funtis cosas che contanta. Sa prospettiva esti su sa chi sa mostra commenti sul regista o iada chi no su castiaus su film. Deo si saluto e sottaghieni e sobi calli funtis inquadraturas di adero su commenti da sa potevo fare con sa camera e dunque sa adios.